Tragico incidente nel pomeriggio a Codogné, auto esce dalla carreggiata e finisce in un fossato, nulla da fare per la persona alla guida. Stamane dramma sfiorato sul terraglio a Preganziol. Giallo a Treviso, una carrozzina abbandonata ai piedi del parapetto di un ponte ha fatto temere il peggio, ricerche ieri sera e stamattina anche con i sommozzatori nel timore che qualcuno potesse aver gettato un neonato nel Sile. Medici di famiglia, accordo raggiunto con la regione dopo un vertice di oltre 2 ore, scongiurata la serata di 3 giorni degli ambulatori. Domani intanto sciopero dei medici ospedalieri. Ex Popolari Veneti, da oggi è definitiva la rivoluzione del passaggio dei correntisti a Banca Intesa, intanto è iniziata anche una settimana calda sul fronte inchieste. Prima la neve, poi la pioggia con nebbia, la Marca alle prese con il maltempo, polemiche nel capoluogo e non solo per i disagi su alcune strade dove i mezzi spargisale sono stati attivati tardi. Lupi anche nelle Alpi trevigiane, un allarme già scattato tra gli allevatori e i gestori delle malghe. L'ultimo episodio con un gregge dimezzato è successo ai confini con Vittorio Veneto. Il tuo presepe al via, il nostro viaggio tra le vostre interpretazioni della natività. Si parte con una singolare creazione di un telespettatore di Viale Brigata Marche a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di un tragico incidente avvenuto in tardo pomeriggio a Codogné, un'auto che è finita fuori dalla carreggiata dentro un fossato e purtroppo non c'è stato nulla da fare per la persona alla guida. Non è chiaro se il maltempo di queste ore ha influito su questa tragedia. Per i dettagli però ci colleghiamo in diretta con la nostra Lina Paronetto che sta seguendo proprio questa vicenda. Lina. Buonasera Nicola, sì, l'incidente come annunciavi si è verificato in tardo pomeriggio, erano circa le 17:40 a Codogné in via Vittorio Veneto, un tratto in realtà rettilineo di strada che non presentava particolari criticità al momento del sinistro. Una Fiat Panda grigia è uscita autonomamente di strada finendo la propria corsa nel fossato che costeggia la carreggiata contro una spalletta di cemento di un accesso privato. La persona alla guida, un pensionato di 75 anni di Codogné, di cui ancora non sono state rese note le generalità dal momento che le forze dell'ordine stanno cercando in questo momento la famiglia per dar naturalmente loro la notizia, la tragica notizia. Ecco, questa persona è deceduta, non è, come dicevi, ancora stato accertato se per un malore che avrebbe colpito l'anziano prima dell'incidente o per le ferite riportate nell'impatto che è stato comunque violento contro la spalletta del ponticello. L'ipotesi più avvalorata è la prima però, perché il tratto di strada, come dicevo, è rettilineo, c'era una discreta visibilità e il manto stradale era tutto sommato asciutto dopo il maltempo di queste ultime ore. In più sull'asfalto, ecco, questo elemento avvalora ancora di più questa ipotesi, non ci sono segni di frenata. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, il SUAM 118 per i rilievi oltre che per i tentativi inutili purtroppo di soccorso. Anche il sindaco di Codogné, Roberto Bet, si è voluto recare personalmente sul luogo dell'incidente, apprendendo naturalmente la notizia che abbiamo appena dato, e cioè che a perdere la vita era stato proprio un suo concittadino. Per ora Nicola è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto. C'è stato un dramma simile, anche se la dinamica è diversa, ma un'altra auto in un fossato questa mattina, tarda mattinata lungo il terraglio, però a Preganziol, lo scontro frontale tra 2 vetture, e una di queste, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco, è finita anche in questo caso in un fossato, 3 anziani feriti, fortunatamente non in modo grave, ma ovviamente poi il traffico è andato in tilt anche lungo il terraglio, che sappiamo è un'arteria molto sensibile in certe ore proprio sul traffico ai rallentamenti. Adesso parliamo di un giallo che ha tenuto banco per diverse ore, da ieri sera, per tutta la notte e anche per gran parte della giornata. Il giallo nato da ritrovamento di un carrozzino per bimbi sull'argine del Sile. Si è davvero temuto il peggio. Il sospetto è che si tratti di un gesto tragico, ma solo sospetto, perché è stato trovato un passeggino a ridosso della ringhiera di ferro del fiume.
Ponte Ottavia Sant'Angelo, i residenti delle case che si affacciano sulla passerella con il fiato sospeso da ieri sera, quando sul posto hanno iniziato ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco e auto dei carabinieri. Prima l'avvistamento di una macchina ferma per alcuni minuti sul ponte, poi un passante ha segnalato a ridosso del parapetto dei pezzi di carrozzina, una navicella da neonato di colore rosso e l'attacco da auto del cosiddetto ovetto e il terribile sospetto, quello che qualcuno abbia gettato nel Sile un bambino, vivo o morto che fosse, o si sia gettato in acqua con lui. Denunce di scomparsa alle forze dell'ordine non ne sono tuttavia state presentate. Da ieri sera c'è questo movimento di vigili del fuoco, carabinieri, polizia eccetera, e quindi il sospetto è fondato, insomma, ecco. Le ricerche, malgrado la neve, il freddo pungente e poi la pioggia, sono proseguite ieri sera dalle 20 fino all'1 del mattino e riprese stamattina fino all'ora di pranzo. Prima una ricognizione superficiale con il gommone che ha restituito un altro inquietante elemento, un lenzuolino. Poi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia hanno dragato la zona più vicina al ponte, servendosi di lampade. Davide, quant'aria hai? Le ricerche non hanno dato esito, anche se dal fondale è stato recuperato altro materiale, anche una patente di guida che ora i carabinieri verificheranno se possa essere collegata all'episodio. Altra ipotesi è che qualcuno si sia semplicemente disfatto di materiale da buttare, spiegazione poco probabile. Di certo, se questa era l'intenzione, un gesto compiuto maldestramente che ha fatto temere il peggiore dei delitti. Adesso parliamo della sanità. Era attesa nel pomeriggio il vertice tra la Regione del Veneto e i medici di famiglia. Ebbene, dopo 2 ore circa di incontro è stato raggiunto l'accordo tra la Regione del Veneto e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, medici di famiglia. Raggiunto l'accordo, quindi un'intesa, e i sindacati dei camici bianchi hanno annunciato a Luca Coletto, l'assessore regionale alla sanità, e Domenico Mantoan, il superdirigente della sanità veneta, la sospensione dello sciopero di 3 giorni indetto per metà dicembre. Era previsto per il 13, 14 e 15 dicembre di questa settimana, quindi da mercoledì, la serrata degli ambulatori, che quindi non ci sarà più. L'accordo che è stato raggiunto si articola in più punti, tra i quali il ripristino della indennità informatica ai medici di medicina generale per collaborare alla definitiva realizzazione e attivazione del fascicolo sanitario elettronico, la costituzione di una commissione regionale permanente per il monitoraggio, l'indirizzo e l'interpretazione delle normative riguardanti case di riposo, le RSA, le strutture assistenziali intermedie, la costituzione di una commissione mista che proponga eventuali integrazioni alla normativa regionale, l'indicazione da parte della Regione alle ULSS per il potenziamento delle medicine di gruppo. Era uno dei punti chiave questo della protesta dei medici. Quindi accordo raggiunto per quanto riguarda la serrata dei medici di medicina generale, mentre come sappiamo domani ci sarà, e questo ci sarà, lo sciopero dei medici ospedalieri, che è stato indetto per la giornata di domani, 24 ore di agitazione, quindi altra rivendicazione che porterà comunque ovviamente a ritardi di servizi, ma anche è stata comunque garantito il servizio essenziale ovviamente negli ospedali. Comunque la serrata degli ambulatori non ci sarà. C'è stata invece, e cambiamo tema, definitivamente da oggi la rivoluzione per i correntisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, l'ex Popolari Veneti, con il passaggio definitivo a Banca Intesa, con tutto quello che questo comporta. Questo è solo un esempio degli avvisi pubblicati da gran parte dei comuni della Marca ed è uno dei primi effetti pratici della fine delle banche venete col passaggio a Banca Intesa. 2.200.000 alla fine i correntisti acquisiti all'interno del piano Vivaldi, che prevede la chiusura contestuale immediata anche di 118 filiali ex venete delle 721 sparse in tutta Italia. Accorpamenti che saliranno a 250 nell'arco dei prossimi mesi, 26 le filiali cessate nel Triveneto, di cui 5 nella Marca, Cavaso del Tomba, Paese, Sernaglia della Battaglia, Treviso Santa Bonavecchia e Treviso San Pelaio. Sul fronte giudiziario, questa mattina nell'aula Corsio della Corte d'Assise di Roma c'è stata l'udienza preliminare sul dissesto di Veneto Banca, 11 gli imputati di cui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Tra questi ci sono anche Vincenzo Consoli, Flavio Trinca e Pietro Dargui, manager di BIM Banca Intermobiliare. Oltre 4.000 soggetti che si sono costituiti parte civile nell'udienza tecnica aggiornata il 19 dicembre, dove, sottolinea Luigi Fadalti, uno dei legali di parte civile, ci sarà
saranno le osservazioni delle difese. Il giudice per l'udienza preliminare Luca Ferri ha già fissato altre 5 udienze, dove si capirà chi tra gli imputati sceglierà di affrontare il dibattimento o sceglierà il rito alternativo. Domani tocca a Vicenza, dove la stessa scena si ripeterà in tribunale, mentre venerdì a Roma Consoli e Dagui racconteranno la loro verità alla commissione parlamentare, mentre fuori è già annunciata la presenza di risparmiatori truffati pronti a chiedere il conto all'ex direttore generale di Veneto Banca. Noi quello che pensiamo è che si sta scoprendo tutta una serie di verità, ci sono delle conferme che questa è una colossale truffa di massa che è stata perpetrata ai danni di risparmiatori vittime di questa truffa. Ci rendiamo conto che c'è il governo, quindi la politica, le istituzioni che si stanno rendendo conto di questo, quindi noi l'unica speranza è su questo fronte, quindi sul fondo vittime, perché a livello di giustizia sappiamo che la giustizia non funziona. Allora parliamo della neve che è arrivata, come era previsto ha imbiancato tutta la Marca, poi è scomparsa perché è giunta la pioggia, ma non ha spento le polemiche per i disservizi su alcune strade. Polemiche innanzitutto contro Cassugana, ma non solo. Vediamo allora le polemiche in capoluogo. Ogni volta che Ofelio Michelan apre bocca dice sempre che va tutto bene e trovano giustificazione. In questo caso deve assumersi le sue responsabilità. Non siamo arrivati assolutamente in ritardo, quando è incominciato a nevicare eravamo già per strada. Posta al veleno su Facebook, attacchi politici, addirittura richieste di dimissioni, neve e immancabili polemiche a Treviso sull'intervento del comune, immediato ed efficace, secondo Cassugana, insufficiente e in ritardo per le opposizioni. Non è possibile che ogni volta che nevica o c'è una pioggerellina la città va in tilt. Ho ricevuto diverse segnalazioni, anzi decine di segnalazioni da cittadini incavolati, bloccati, chi in tangenziale, chi in via della Repubblica, chi nei quartieri, dove non c'era alcun segno di mezzi spargisale, quindi qualcosa è dato storto. Caduti i 10 centimetri di neve, i disagi maggiori ieri in serata, limitati dal fatto che si trattava di un giorno festivo. Con l'andare delle ore la pioggia ha sciolto la neve e questa mattina il problema si era ulteriormente ridotto. L'assessore di reparto Ofelio Michelan difende l'operato di Cassugana, uomini e mezzi mobilitati fin dalle 17, dice sparsi oltre 200 quintali di sale. Abbiamo messo sul campo circa una trentina di persone, con 3, 2, 5, 7, 8 mezzi, per cui spargisale e delle lame per mettere a lato la neve. Hanno lavorato fino all'1:30 di questa notte, fino a quando non c'era più bisogno praticamente. Ulteriore sopralluogo questa mattina, 2 squadre della cooperativa alternativa hanno ripulito gli accessi alle scuole. La pioggia ha fatto il resto e le polemiche ancora una volta rischiano di durare più della neve stessa. Polemiche però che si sono allargate anche alle strade provinciali, quindi nel mirino è finita la provincia. Quando arriva, insomma, in buona sostanza non è che si possano pulire i 1200 km delle strade provinciali in tempo reale. I mezzi sono partiti da piano neve così come da sempre, certo che è stato un evento un po' eccezionale. Il presidente della provincia risponde così alle polemiche scoppiate sulla pulizia delle strade dopo la nevicata di ieri, perché al di là del romanticismo, delle migliaia di foto che hanno immortalato il paesaggio fiabesco ed invaso i social, la neve caduta su pianura e pedemontana trevigiana ha provocato disagi soprattutto alla circolazione. Auto fuori strada dopo essere scivolate sulla neve, incidenti, i più gravi ad Asolo e Susegana, code, una decina complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco anche per la caduta di alberi e rami a causa del peso della neve. Nella Marca diverse le auto, soprattutto quelle prive di pneumatici invernali, finite fuori strada, da Monastier a Lovadina, Pieve di Soligo, da Montebelluna a Vittorio Veneto. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi. Da segnalare invece le polemiche per i mezzi spazzaneve e spargisale, troppo pochi ed entrati in funzione secondo molti cittadini quando ormai la neve aveva attecchito. Il presidente della provincia rinvia le critiche al mittente. Sia ieri sera che la sera precedente noi siamo andati fuori con il trattamento di sale sulle strade. È innegabile che nel momento in cui si presenta l'evento qualche disagio lo si patisca. Tutto sommato la situazione ha tenuto, il report che ho è che le strade provinciali ad oggi sono abbastanza in ordine, c'è qualche piccolo disagio ancora da superare, ma tra le tante critiche ho avuto anche qualche telefonata di plauso. Allora parliamo di allerta lupi lungo le prealpi trevigiane.
L'allarme lupi si allarga anche nella Marca. Non più tardi di ieri l'ultima strage di pecore nel Bellunese verso il Nevegallo. 15 esemplari di alpagote, quasi tutte gravide, attaccate con tutta probabilità da un branco, con risultati che queste immagini raccontano da sole. Sconfortata la titolare dell'allevamento di Mezzato, Giovanna Alban, sta cercando di salvare la razza alpagota in via di estinzione e in una sola notte si ritrova con 16 degli oltre 30 capi che negli anni era riuscito ad incrementare. Il veterinario giunto sul posto ha trovato un'orma che non lascerebbe dubbi sul passaggio dei lupi, un branco che presto potrebbe sconfinare sul Trevigiano e che mette in allarme allevatori non solo. Sicuramente un problema per me come imprenditore che ho il mio capitale nei miei bovini, e vederlo messo a repentaglio da una non gestione di una situazione come questa, quando si è voluto portare il lupo ma senza pensare a quale sarebbe stato l'impatto in questo territorio, è veramente una situazione che va presa nell'immediato, gestita, capiamo come fare, sediamoci intorno al tavolo per capire come fare prima che i problemi diventino ancora più grandi. Non si vuole l'abbattimento totale dei lupi, sottolineano le associazioni degli agricoltori, ma individuare una strada che eviti nella Marca ciò che sta già accadendo nelle altre province vicine. Non vorrei essere frainteso di non essere un'organizzazione, una persona che non ama gli animali. Il problema è che gli animali devono comunque essere controllati. Non possiamo pensare di avere un territorio che non ha una fauna controllata. Senza dimenticare che anche l'uomo può essere attaccato dai lupi, non come preda ma come possibile minaccia. È che è una specie che si moltiplica molto velocemente e che non è facile da controllare, quindi dobbiamo fermarla subito, cioè controllarla subito, in modo che questa cosa non diventi una cosa incontrollabile che non riusciamo più a fare nulla. Insomma, dopo l'effetto inutile l'effetto lupo? Sì. Ed ora il caso Petrillo con il blitz delle Iene, l'assistente sanitaria accusata di aver finto di effettuare le iniezioni dei vaccini ai bimbi. Nuovo blitz della troupe del programma Le Iene, arrivata nella Marca per indagare sulla vicenda delle presunte finte vaccinazioni effettuate da Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria di Spresiano, ora licenziata dall'ULSS 2 della Marca trevigiana ed indagata con le accuse di peculato, omissione di atti d'ufficio e falsità in certificazione. Una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica nel pieno del dibattito e delle polemiche sui vaccini. Avvicinata dagli inviati delle Iene, Emanuela Petrillo non si è sottratta alle domande, respingendo l'accusa di aver finto di vaccinare i bimbi a Treviso e Codroipo come ipotizzato dai magistrati. Questa storia mi ha cambiato la vita, quindi io è anche per questo che mi auguro che esca la verità. Perché sì, perché io ero convinta di fare il mio lavoro, di farlo discretamente, e mi è sempre interessato il bene dei bambini. Allora diciamoglielo, visto che lei per i vaccini si sottrae da queste accuse, guardiamo negli occhi. Io spero che venga fuori la verità. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Come sapete, torna la rubrica dedicata ai vostri presepi, quindi anche quest'anno potete inviare le immagini della vostra rappresentazione della Natività, un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli più amati. Allora inviate le immagini ai contatti che vedete in sovraimpressione. Se usate lo smartphone, mi raccomando, realizzate le riprese con il telefono in orizzontale per eventualmente un video. Nel caso non possiate fare voi le riprese, scrivete oppure lasciate un messaggio alla segreteria telefonica con nome, indirizzo, telefono e anche le caratteristiche del vostro presepe, vi contatteremo e verremo da voi. Quindi due le modalità, immagini che voi inviate del vostro presepe oppure ci chiamate e noi verremo a trovarvi, come ha fatto la famiglia Micheletto di Treviso, Viale Brigata Marche, con il quale inauguriamo questo nostro viaggio di quest'anno tra i presepi, un presepe davvero particolare. Vediamo. Abbiamo un compito speciale, ricordare al mondo che è Natale. Se mettiamo ali al nostro cuore, saremo angeli che portano amore. Questo presepe è nato quando abbiamo comprato la casa, abbiamo cominciato a fare 5 pezzi, poi di anno in anno ci allarghiamo. Prima o poi dobbiamo uscire noi di casa. Sarà Natale se doni, sarà Natale se chiami qualcuno solo a stare con te. Si fa
faccio un auguri a tutti i telespettatori, a tutti gli italiani, anche i moldavi. Le auguro un buon anno, un felice Natale e speriamo che la vita diventi un po' migliore quest'anno. Siamo agli appuntamenti 20 e 10, fra pochissimo in studio con Ferdinando Varino, il sindaco di Arcade, Domenico Presti. Si parlerà di varie tematiche, anche di sicurezza, con collegamenti già a 20 e 10 da Padova, dove ci sarà la marcia per Walter Onichini, il macellaio, come sapete, indagato per aver sparato a un ladro e ferito un ladro e per il quale la procura ha chiesto la condanna per tentato omicidio. Un tema, quello della sicurezza, che sarà anche sotto i riflettori soprattutto di Ring, quindi stasera torna Ring dalle 21:15, la politica alle corde, sicurezza, legittima difesa. Ospiti Massimiliano Barison, consigliere regionale di Forza Italia, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Roberto Grigoletto, vice sindaco di Treviso, e Carla De Conti, a Tabaccai di San Fiore, ricorderete più volte rapinata alla ribalta dopo essersi fatta il porto d'armi. Anche qui altri collegamenti proprio da Padova con la marcia per Walter Onichini. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata caratterizzata da un tempo localmente instabile sulle nostre regioni, con nubi e anche con qualche pioggia. Vediamo il dettaglio del 12 dicembre. Sul Veneto cielo coperto con precipitazioni sparse e più concentrate però sui settori orientali della regione. Migliora con tempo più asciutto nel corso del pomeriggio. Neve sopra i 1300 metri sulle Alpi. Vediamo anche l'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 8 e 12 gradi, valori notturni attesi tra 5 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco e forti. Neve sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri circa. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, valori notturni tra 9 e 11 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui nuvolosità diffusa su tutta la regione, con precipitazioni generalmente di debole intensità e concentrate comunque sull'Alto Adige. La neve cadrà sopra i 1200-1400 metri. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime saranno attese sui 12 gradi, valori notturni tra 6 e 9 gradi circa. Il mare sarà generalmente molto mosso, i venti moderati da sud, localmente forti, meridionali sul Golfo di Trieste. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.